Uno sportello comunale per aiutare i cittadini alle prese con la disorganizzazione dell'ULSS 7. Completata finalmente la Pedemontana, ma c'è chi avverte: sarà un buco, pagherà la sanità. È ufficiale, Noi Moderati sostiene Nicola Finco, arrivano le priorità comuni del programma elettorale. Si ricandida per completare la fusione il sindaco di Colceresa, Enrico Costa. Adunata 2024, saranno gli alpini a portare a spalla l'ex voto vicentino in processione a Monteverico. Svolta green sull'altopiano, il comune sostiene che vuole investire in impianti fotovoltaici. San Zeno, festa grande a Cassola per il Gran Galà dell'Asparago e la stagione è pronta a partire davvero. Questo molesta all'ospedale di Campo San Piero, si moltiplicano le denunce, scatta l'allontanamento. Da Campo San Piero a Borgorico scattano i nuovi lavori sulla statale del Santo. Buonasera e benvenuti al TG Bassano. Apriamo anche questa edizione con il tema della sanità, perché dopo le tantissime segnalazioni arrivate nel corso degli anni sui casi di disorganizzazione all'interno dell'ULSS 7 Pedemontana, su visite lontanissime da prenotare nello spazio e nel tempo, qualcuno propone uno sportello comunale dedicato proprio ai cittadini. Sentite. Se la sanità non va dal cittadino, allora ci pensa il comune. Parafrasando parecchio un vecchio detto, si spiega in due parole la proposta del candidato sindaco di Bassano Roberto Campagnolo per sanità e sociale. L'idea è presto detta: uno sportello fisico comunale in grado di dare assistenza gratuita di persona, al telefono e online. Un'ancora per i cittadini che possono trovare difficoltà nel rapporto con il San Bassiano e l'ULSS 7 Pedemontana, come abbiamo imparato anche dalle tantissime segnalazioni che sono arrivate nel corso degli ultimi anni. Il comune creerà questo sportello, si chiama Salute in Comune, dove fisicamente ci si potrà recare per avere assistenza nella compilazione delle domande, delle carte, delle richieste di visita e anche per avere un feedback rispetto ai tempi delle liste d'attesa. Qualcuno troverà un supporto nella prenotazione delle visite, a volte non semplice, fra sedi lontane da raggiungere e tempi lunghissimi. Qualcun altro avrà informazioni sulle procedure ospedaliere e qualcun altro ancora potrà ricevere aiuto nella compilazione di documenti, moduli e richieste. Ci sarà anche un servizio dedicato al sociale e un aiuto nella risoluzione delle lamentele. Oltre ad esserci uno sportello fisico nella sede comunale, si pensava anche di prevedere degli appuntamenti settimanali nei singoli quartieri. Un punto di riferimento per la popolazione, la cui idea sarà certo nata durante il confronto con i tantissimi cittadini che si erano recati ai banchetti della raccolta firme per una sanità diversa e dalle tantissime segnalazioni giunte sull'organizzazione della sanità pedemontana. Come vediamo, quello della sanità è un tema sempre davvero molto importante, anche adesso in campagna elettorale, ve lo raccontiamo ogni sera nel nostro telegiornale e vi raccontiamo anche la conclusione di un percorso molto importante e purtroppo piuttosto lungo, quello che ha portato all'apertura completa della strada pedemontana. La superstrada pedemontana veneta da oggi a Montecchio Maggiore è ufficialmente interconnessa con la A4 nelle due direzioni Milano-Venezia. Gli ultimi 1200 metri rimasti sono stati inaugurati oggi con l'ultimo taglio del nastro che riguarda l'intera infrastruttura. Gli ultimi lavori hanno richiesto un complesso coordinamento con i cantieri dell'alta velocità ferroviaria. Sono stati completati gli svincoli a livelli sfalsati, il rifacimento del cavalcaferrovia, le gallerie sottostanti, una nuova corsia di emergenza e il nuovo casello con gli spazi annessi. L'interconnessione è attiva da domani mattina alle 8 perché ho il tempo proprio fisico di spostare tutte le attrezzature e il casello per fine giugno lo apriremo e successivamente, ma poche settimane dopo, anche tutto il piazzale antistante che prevede peraltro un parcheggio importante di 300 mezzi e 15 pullman e quindi darà un sollievo anche alla viabilità locale non di poco conto. I lavori iniziati nel 2011 con oltre 2 miliardi e 200 milioni di investimento saranno conclusi entro quest'anno. L'aver realizzato finalmente il collegamento con la A4 rappresenta il raggiungimento di un obiettivo strategico fondamentale per l'economia dell'Ovest vicentino. Montecchio credo che sia un punto proprio strategico perché è un insieme di
di opere così che gravitano su un paese che non è piccolo ma non è neanche così grande, è abbastanza un unicum tra virgolette, quindi è stato un cantiere complicato anche per questo, e anzi io ringrazio pubblicamente i sindaci sia di Montecchio che di Brendola che hanno sopportato per anni questo disagio, e spero che gli renderemo il merito di aver sopportato questo migliorando la viabilità dopo. Oltre al miglioramento della viabilità, i residenti ora attendono un abbassamento delle tariffe autostradali per un'opera che ha previsto il punto di pareggio degli investimenti effettuati tra 9 anni. Magari avere prezzi leggermente più bassi favorirà sicuramente l'utilizzo, però il fatto che questa sia interconnessa alla A4 secondo me dà la svolta effettiva per la funzionalità della Pedemontana, perché queste sono due viabilità importanti che interconnesse veramente per le nostre aree, per il Veneto, e penso tutto sia proprio una svolta di infrastrutture, che finalmente il Veneto ha un'infrastruttura degna del nome infrastruttura. Allora, sull'importanza di questa infrastruttura non ci sono dubbi, perché era quello che serviva al territorio. C'è chi però solleva forti dubbi invece sulla sostenibilità dell'opera. Sentite. La superstrada Pedemontana Veneta è una grave minaccia per il bilancio regionale e dunque per le tasche dei veneti. A dirlo è il consigliere regionale Andrea Zanoni, che richiama l'attenzione sulle possibili ripercussioni di questa situazione per le spese e gli investimenti per la sanità e il sociale. Va comunque detto che l'opera è di grande importanza per il territorio, che aveva bisogno di una viabilità adeguata alle sfide del futuro. Posto questo paletto, però, c'è chi punta il dito sull'andamento degli incassi nei primi mesi di esercizio della superstrada. Purtroppo le entrate da pedaggio risultano essere circa 80 milioni di euro l'anno. Il problema è che la Regione si è impegnata a dare al privato per 39 anni un canone pari a 300 milioni di euro l'anno. Questo cosa significa? Che la differenza, 220 milioni di euro, li deve mettere il cittadino, il contribuente veneto. Uno sbilanciamento fra il rischio di impresa e impegno della parte pubblica che secondo l'opposizione potrebbe andare a gravare sulla già delicata situazione del sociale e della sanità veneta. Invece di investire i soldi delle tasse dei cittadini in servizi impegnativi per le case di riposo, gli aiuti per mettere a posto la sanità per quanto riguarda le liste d'attesa, i medici di medicina generale che mancano, li dovrà mettere per coprire il buco della Pedemontana. La richiesta al governatore Luca Zaia è una sola: rivedere la convenzione con il privato. Una superstrada troppo costosa, che ci costa troppo ogni anno e che viene percorsa da poco flusso di traffico, ed è il problema per il quale abbiamo poche entrate e le uscite invece per il privato sono molto alte, e quindi bisogna rinegoziare il tutto. Entriamo nella pagina delle elezioni comunali in questo caso, perché Nicola Finco a Bassano incassa anche il sostegno di Noi Moderati in modo ufficiale. Noi Moderati è il partito che fa riferimento a livello nazionale a Maurizio Lupi. La sua collocazione è nel centrodestra e in queste ore, dopo varie ipotesi che erano circolate, ecco la posizione ufficiale con tanto di foto, logo e bandiere. Noi Moderati sostiene la candidatura di Nicola Finco, che così allarga il fronte del centrodestra. In qualità anche proprio di condivisione degli stessi interessi e delle stesse volontà a migliorare quella che è la città di Bassano, per dare ufficialmente senso a tutti gli sforzi che lui ha già fatto anche nel passato. L'obiettivo è quello di dare chiarezza, trasparenza, che sono i principi base anche di Noi Moderati, per fare in modo proprio che la cittadinanza abbia percezione di dove vanno spesi i nostri soldi. E così Finco può passare subito ai ringraziamenti. Ringrazio Noi Moderati perché ovviamente credono in questo progetto politico e nella mia candidatura, quindi possiamo dire che è un centrodestra a tutti gli effetti. Giorno dopo giorno la mia coalizione aumenta di persone, di sostenitori, ma anche di partiti che mi sostengono. Con Noi Moderati c'è intesa su due punti prioritari del programma. Il primo è trovare in destra Brenta l'equilibrio tra i gestori dei locali aperti fino a tardi, molti sono nuovi, e le richieste dei residenti di poter riposare senza schiamazzi, oltre alla necessità di parcheggi in quell'area. La zona destra Brenta, la zona via Angarano, è una zona che è stata riqualificata e si è rivitalizzata anche negli ultimi anni, però ovviamente bisogna trovare un equilibrio tra gli esercenti locali e i residenti, perché ovviamente negli ultimi tempi ci sono diverse lamentele. Oltretutto c'è un'esigenza particolare, che è quella di creare nuovi parcheggi. E poi Palazzo Bonaguro, uno dei tesori della città che per Finco non è stato valorizzato o ristrutturato negli ultimi anni.
Abbiamo perso una grande possibilità attraverso i fondi del PNRR. Bassano è uno dei comuni che rispetto ad altre realtà simili ha portato a casa una miseria a livello di finanziamenti, pur avendo un dirigente pagato proprio per seguire il PNRR. Quindi vuol dire che ci sono dei problemi politici, ma anche dei problemi insomma, a livello proprio strutturale. Sono tantissime attività. Una candidatura, anzi una ricandidatura, perché è già sindaco anche a Colcereso. Vediamo. Enrico Costa si ricandida. Il sindaco uscente di Colceresa corre nuovamente per la poltrona di primo cittadino e ha presentato ufficialmente al mondo delle associazioni la lista a sostegno della candidatura. La lista che è a supporto della mia ricandidatura a sindaco di Colceresa. È stato un momento importante in quanto abbiamo voluto coinvolgere prima il mondo delle associazioni ed alcune attività produttive che siamo riusciti a coinvolgere in questo passaggio importante. È stata una condivisione che ci ha permesso anche di spiegare le nostre intenzioni e sul fatto che vogliamo valorizzare sempre di più il mondo del volontariato delle associazioni. Associazioni ancora più importanti in un contesto in cui il comune nasce da una fusione e quindi dalla somma di più anime e più punti di vista sulle necessità del territorio. Siamo un comune che è nato da una fusione, quindi ancora di più abbiamo bisogno del mondo delle associazioni, che siano dal punto di vista sociale, sportivo o quant'altro, ma sono il motore delle nostre comunità. Tra le motivazioni della sua ricandidatura, infatti, Costa sostiene che la fusione tra Molvena e Mason richiede ancora del tempo per essere completata anche sul piano pratico e non solo burocratico. Tra le priorità della lista, che è ufficialmente civica, la rigenerazione dei centri e la mobilità, specie quella pedonale. Manca poco più di un mese al voto, ma insomma vediamo che ormai la griglia è quasi completa. Vedremo nei prossimi giorni quali altri candidati di tutto il territorio bassanese arriveranno. Adesso però cambiamo argomento, ci spostiamo a Tezze sul Brenta, dove alcuni cittadini hanno deciso di ripulire una pista ciclabile. L'unione fa la forza, recita il vecchio adagio, e l'unione del quartiere, aggiungiamo noi, tira a lucido la pista ciclabile ormai ridotta ai minimi termini. Accade a Tezze sul Brenta, dove i residenti di via Tre Case si sono armati di pazienza, paletta e scope per ripulire ben 2 chilometri di pista ciclopedonale invasa dalla sporcizia e dai detriti portati dal maltempo. Ci è voluto una mattinata di lavoro, ma alla fine, come potete vedere da queste immagini, il risultato è arrivato. Chissà che questa azione corale possa essere d'esempio per altri quartieri in altri paesi del Bassanese. Però la situazione in giro per il Bassanese non è così rosa e anche voi potete segnalare abbandono di pattume, sporcizia, degrado via WhatsApp al 340 321 8379 oppure alla mail redazione@reteveneta.it. Cambiamo ancora argomento, mancano pochissimi giorni alla Dunata Nazionale degli Alpini, si moltiplicano gli eventi, anche quelli più istituzionali. Un gioiello nel gioiello, un cappellino alpino in oro con penna in platino che andrà incastonato sulla Torre Bissara del Gioiello di Vicenza per la processione del 7 settembre a Monteberico. Un simbolo che arricchisce la storia di un tassello contemporaneo, sancisce la scelta delle penne nere da parte del Comitato per il Gioiello di Vicenza per portare letteralmente sulle spalle, in occasione della processione, il vassoio d'argento al santuario della patrona, simbolo storico della devozione vicentina. È un effetto favoloso perché anche Vicenza, anche il gioiello ha voluto essere onorato della presenza dei nostri alpini. Gioiello di Vicenza che rappresenta la ricostruzione storica, una miniatura in argento della città, riproduzione di un modellino originario realizzato nel XVI secolo come ex voto contro la peste su progetto attribuito al Palladio, poi defraudato dalle truppe napoleoniche e andato perduto. Ogni anno, come segno di devozione alla città e alla sua protettrice, la Madonna di Monteberico viene portato al santuario, compito che quest'anno spetterà agli alpini. Significa una tradizione, no? Il fatto che ogni anno i vicentini tengano fede a una promessa che era stata fatta molti anni fa, chiedendo però delle cose diverse come la protezione da malattie, da crisi economiche. Questo è il significato di quell'oggetto. È un significato che la storia ha un presente e un futuro che costruiamo insieme, quindi è molto bello, significativo che questo gioiello che appartiene a secoli or sono, che parla della storia di Vicenza, però poi ogni anno metta un piccolo gioiellino, un piccolo sigillo ancora che parla delle cose importanti che succedono in una città.
Voltiamo pagina, saliamo in altopiano dove c'è sempre maggiore la svolta green. Asiago viaggia a grandi passi verso un futuro sostenibile e rispettoso dell'ambiente. Asiago Go Green è il contenitore, all'interno una serie di iniziative per promuovere le fonti energetiche rinnovabili, ad esempio applicate alle scuole pubbliche. Abbiamo allo studio un progetto per l'implementazione del fotovoltaico, già abbiamo investito 700.000 euro di fondi del PNRR per dotare le nostre scuole, quindi di una copertura di fotovoltaico per l'obiettivo dell'autosostenibilità energetica. L'obiettivo, ambizioso ma alla portata, è quello di creare una comunità energetica dell'altopiano per acquistare meno energia e aumentare quella autoprodotta dagli stessi cittadini. Nei prossimi mesi avremo un progetto di oltre 1,5 milioni di euro da destinare di fondi di comuni di confine proprio per perseguire l'obiettivo dell'avvio della prima comunità energetica dell'altopiano. Credo che questo sia un punto centrale della politica della nostra amministrazione nell'indirizzo di rendere sempre più partecipi i cittadini verso quell'obiettivo di autosostenibilità energetica. Il Comune è pronto a coinvolgere e sostenere i residenti disponibili a investire in impianti fotovoltaici che diventano anche un modo per far risparmiare le casse pubbliche. Una nuova filosofia che è quella che vede sempre più ricorso al green, alle fonti energetiche rinnovabili, alla valorizzazione del teleriscaldamento, che è una componente fondamentale anche della nostra comunità. Una strada sostenibile, green, come l'espressione di moda, che consentirà all'amministrazione di far partire nuovi servizi per i cittadini. E a proposito di svolta green, vediamo come rendere le nostre case sempre più verdi. Il 2030 hanno deciso di far diventare le case tutte in categoria o l'efficientamento in classe E. Classe E significa che il 50% delle abitazioni in Italia non lo sono e dovranno comunque adeguarsi a questo modo di obbligare all'efficientamento tutte le aziende. Rendiamoci conto che dei super bonus che abbiamo fatto fino adesso, come il 110, solo il 3% è stato avvantaggiato di questo. Di conseguenza il 60-70% delle abitazioni, soprattutto nei nostri territori dove c'è una bella densità di edifici, dovranno adeguarsi. Un cambio epocale, quello che si prevede da qui al 2030 per l'efficientamento energetico della casa. Se ne è discusso all'Imena, all'Expo Idraclima, dove operatori del settore hanno potuto confrontarsi e formarsi. Di base non si finisce mai di imparare, questa è la base, però di fatto il settore si è trovato già col 110% molto impreparato, essendo il fatto che giustamente manca di base la nuova leva che entri nel settore. Si parlava proprio adesso con un personaggio di settore dove bisognerebbe invogliare le nuove generazioni a mettere mano su quel che riguarda l'impianto. Il bonus 110% ha alterato i prezzi del mercato, che solo ora si stanno assestando. Non è un momento facile adesso perché ci stiamo leccando ancora le ferite relative al super bonus 110 che non ci ha avvantaggiato. Alla fine lo vedremo alla lunga quanto ci avrà penalizzato. Questo già ha avuto un blocco dal punto di vista del mercato. Adesso si sta ripartendo di nuovo mano a mano. Anche qui una proposta. Vale la pena di iniziare adesso perché tutte quelle speculazioni che sono state fatte con il 110, con aumenti del 10, 15, 20%, chi ne aveva metteva, adesso si è ritornati a fare delle considerazioni. Nel nostro mercato si sta parlando di un meno 10, meno 8, meno 10% dei prezzi. Vediamo ora le altre notizie dal territorio. A San Zeno di Cassola, grande successo per la manifestazione Asparago e dintorni che ha premiato i migliori prodotti del territorio. Le due giurie, una tecnica e una popolare, hanno scelto gli asparagi più prelibati nel corso della cena di gala. A Lusiana Conco va in scena sabato e domenica la mostra di foto delle contrade del territorio scattate da Claudio Pizzato. L'esposizione si tiene tutto il giorno in Casa Sivocci. Più volte era stato segnalato un mendicante molesto all'ospedale di Campo San Piero, adesso è scattato il cosiddetto DASPO.
chiedeva insistentemente l'elemosina nei paraggi dell'ospedale di Campo San Piero nell'Alta Padovana. Per lui è arrivato un daspo urbano, fermato dagli agenti della polizia locale del Campo San Pierese, un 33enne che di giorno chiedeva l'elemosina in maniera molesta vicino al nosocomio dell'Alta Padovana, mentre la sera trovava rifugio in un locale abbandonato dell'ex scalo merci vicino alla stazione ferroviaria. L'uomo è stato segnalato alla questura di Padova e ai servizi sociali del comune. Ora gli è stato notificato un ordine di allontanamento per 48 ore. Se verrà violato, il questore di Padova potrà vietare l'accesso all'area dell'ospedale fino a 12 mesi. Lavori in arrivo sulle strade dell'Alta Padovana, vediamo. Nuovo fine settimana di lavori sulla regionale del Santo, la SR 308. Si parte dalle 20 di oggi con deviazione del traffico dallo svincolo di Campo San Piero fino allo svincolo di Borgoricco, in entrambi i sensi di marcia. La strada verrà riaperta lunedì 6 maggio alle 6. Veneto Strade ha destinato complessivamente più di 8,5 milioni di euro per i lavori di riasfaltatura della strada regionale. Le modalità sono state concordate con le amministrazioni interessate che fanno parte della Federazione dei Comuni del Campo San Pierese. Sul posto sono previsti movieri e altro personale per informare gli utenti delle deviazioni. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata e come sempre vi lasciamo al meteo.